Buon pomeriggio, ben trovati, nuovo appuntamento con Focus Sicilia 24. Nel Focus di oggi parliamo di giovani, posto fisso, lavoro e nuove opportunità di lavoro. Iniziamo subito così e poi. Abbiamo visto, era il 2016 quando Checco Zalone in Quo Vado fotografava una granitica convinzione italiana, ovvero quella che il posto fisso è sacro e non si lascia mai in nessun caso. Ma non sono passati nemmeno 10 anni che le cose sono decisamente cambiate. Oggi i 4 giovani su 10 lasciano il posto fisso, lasciano uno stipendio garantito, un contratto a tempo indeterminato per altri tipi di lavori. Le cose quindi, abbiamo detto, sono decisamente cambiate, cercano un nuovo impiego e oggi ci spiegheranno perché. Analizzeremo questa situazione con i miei ospiti in studio. Saluto il professore Davide Bennato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Presidente del corso di laurea in Scienze e Lingue per la Comunicazione all'Università di Catania. In collegamento vedo già Matteo Roversi, co-founder di Cosmico, un'azienda che mette in contatto i talenti con le altre aziende. Buon pomeriggio Roversi. Buon pomeriggio, grazie. Tra l'altro tu sei un terzo di Cosmico, perché gli altri 2 sono 2 catanesi, li salutiamo, Francesco Marino e Simone Tornabene. In questo momento sono fuori dall'Italia perché funziona così, tutti nomadi digitali. Esatto, sì. Uno in Cile e uno nelle Filippine. Beati loro. In collegamento dovremmo avere anche il nostro giovane, il giovane di oggi, e vediamo dalla regia se mi dicono che già è attivo via Skype oppure no. Ancora no. Marco Vagliasindi, ne parleremo tra poco. Allora, abbiamo visto che Cozzalone nel 2016 ci raccontava il posto fisso non si lascia mai. Oggi invece, secondo dati recenti appunto ci dicono che 4 giovani su 10 lasciano proprio il posto fisso, anche prima di avere un'altra opportunità di lavoro sicuro. Ma perché, professore Bennato? Sì, allora c'è stato sicuramente un cambiamento culturale da questo punto di vista, nel senso che il sistema economico contemporaneo è andato verso la flessibilizzazione e la precarizzazione per certi versi, e ovviamente le giovani generazioni si sono pesantemente adattate a questo tipo di situazioni, quindi ormai è diventato quasi diciamo così automatico per certi versi il fatto che i ragazzi diciamo così, mentalmente si collochino anche nella possibilità di poter fare lavori sempre più flessibili o in remoto o altre forme lavorative di quelle che vengono considerate non tradizionali. Quindi sicuramente giocano 2 variabili: da una parte il fatto che è cambiato il sistema, dall'altra parte ovviamente la voglia dei ragazzi di trovare una collocazione. Il rapporto dal quale escono questi dati è il MEO, quello dell'osservatorio coordinato dalla Statale di Milano sull'istruzione terziaria. Questo studio appunto conferma che la Lombardia, ma ovviamente poi la Lombardia è specchio di quello che avviene nel resto d'Italia, è la regione che attrae maggiormente i laureati italiani e dove l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro avviene più velocemente. Questo ce lo può testimoniare anche Roversi, perché loro hanno la sede di Cosmico proprio a Milano. Matteo. Sì, esatto, noi ci siamo accorti un po', come diceva il professore, che esisteva questa tendenza nel mercato da una parte di professionisti che desiderano e hanno capito che possono lavorare in un modo diverso rispetto a come hanno sempre fatto, che significa maggiore flessibilità, significa poter decidere quando, come, per chi lavorare, e dall'altra una necessità delle organizzazioni di accedere a delle competenze specifiche e navigare questo complesso in continua evoluzione e cambiamento, e quindi di avere dei modi più possibili per riuscire a raggiungere i professionisti, i talenti con cui vogliono lavorare e hanno bisogno di lavorare. Diciamo che Diciamo che la pandemia ha in qualche modo dato un'accelerata a tutto questo cambiamento, a questa rivoluzione, perché di fatto durante la pandemia abbiamo imparato a lavorare, a studiare da casa, e poi le aziende hanno fatto lavorare in smart working, è nato, anzi è stato introdotto questo termine che è diventato anche nostro, quello dello smart working, e poi da là in fondo le cose sono cambiate. Roversi, molte aziende non sono più tornate indietro. Si tagliano anche molti costi fissi. Noi diciamo che siamo nati, la costituzione di Cosmico è avvenuta a febbraio 2020, quindi pochi giorni prima della del pandemia, lockdown. del lockdown.
E sicuramente il lockdown ha accelerato la diffusione sicuramente del lavoro remoto, più che altro perché era obbligatorio allora, e abbiamo capito che si poteva lavorare anche in modo diverso, e quindi inevitabilmente questa cosa ha facilitato la comprensione del tipo di lavoro che facciamo noi e del fatto che si potesse lavorare in un modo diverso. Sul fatto che questa cosa sia qui per rimanere è un gran punto di domanda in realtà, nel senso che la reazione poi al lockdown e quindi l'adozione del lavoro da remoto è stata così improvvisa, così repentina e non avvenuta per decisione delle aziende. Di fatto è stato un obbligo, un'imposizione che abbiamo avuto, per cui è stato anche uno shock molto forte, e questo è il motivo per cui oggi in realtà vediamo che molte aziende cercano di portare le persone in ufficio e i dipendenti in ufficio fisicamente, anche sotto controllo, il che naturalmente crea una situazione, diciamo, dove tutto quello che abbiamo imparato da un certo punto di vista, che abbiamo sperimentato durante la pandemia, ha bisogno di essere ridiscusso, ecco, ha bisogno di essere ridiscusso. E poi però i giovani non ci vogliono tornare in ufficio perché lasciano il posto fisso, secondo questa indagine Meo, per un equilibrio più felice tra vita lavorativa e personale. Insomma, lavoro, quando dico io ho quel progetto, mi gestisco io l'orario di lavoro e anche la mia programmazione, professore. Sì, ovviamente in questi ultimi tempi si è cominciato a nascere una nuova cultura del lavoro, molto legata alle giovani generazioni, cioè il fatto che non si vive solo la giornata lavorativa solo unicamente dentro lo spazio lavorativo, ma bisogna condividerlo anche nella costruzione di un percorso familiare. Quindi questo è diventato ormai un mantra. Se non è il percorso familiare, è il percorso di, diciamo così, di autoformazione o anche di cercare una propria strada al di là delle ore lavorative. Quindi c'è stato proprio questo nuovo equilibrio, infatti si parla di balance, no? Work family, proprio di cercare di equilibrare questo tipo di situazione per chi si vuole fare una famiglia o chi si vuole più investire su se stesso. Infatti molti preferiscono anche viaggiare. Quando se riusciremo ad avere Marco Vagliasindi, lo chiederemo. Eccolo Marco, è arrivato proprio ad hoc. Molti ragazzi, dicevamo, preferiscono viaggiare, quindi questa balance, questo bilanciamento tra la vita personale e la vita lavorativa. Tu hai 21 anni, sei un neolaureato in digital marketing e aspiri a diventare nomade digitale. Infatti a breve partirai per diversi mesi di viaggio all'estero. Ciao a tutti, come ben detto io mi sono appena laureato, per me la parola chiave per cui ho scelto questo percorso è il fatto è che lavorando da remoto io credo si abbiano molte più possibilità di un po' scegliere la vita che si vuole fare. In questo caso io adoro viaggiare e il fatto di stare intraprendendo una carriera nel digital marketing sono sicuro mi permetterà di farlo, di viaggiare, di andare nei posti in cui preferisco perché effettivamente posso lavorare un po' ovunque. Ecco, tu stai incominciando la tua carriera da nomade digitale, c'è invece chi già la intraprende da diverso tempo. L'ho vista collegata, è Federica Miceli. Buon pomeriggio Federica, tu sei una nomade digitale, in questo momento ti trovi in Colombia. In Colombia in questo momento e tra l'altro ho appena finito di tenere un webinar col Cosmico, quindi vedo che tutto si incastra qui, è tutto collegato in qualche modo. Tu sei siciliana della provincia di Siracusa, se non sbaglio. Sei partita sì, proprio... sono siciliana. Sei partita proprio da qui, hai iniziato a lavorare nel mondo del digitale con i social, perché ormai uno dei lavori più agognati è quello del social media manager o di tutte le figure che ruotano attorno alla gestione dei canali social, e poi hai intrapreso questa strada da viaggiatrice. Ma la domanda è, ci si mantiene così? Assolutissimamente. Io non ho iniziato dall'oggi al domani a partire dall'altra parte del mondo e lavorare completamente da remoto, anche perché quando io ho iniziato non c'era un'etichetta per i nomadi digitali, cioè non esisteva la definizione nomadismo digitale. Diciamo che dopo un po' di tempo mi sono accorta di esserlo, ma all'inizio andavo un po' a tentoni, cercando di costruire quella che ritenevo fosse la mia strada.
ho iniziato con viaggi piccoli, quindi magari portandomi il computer dietro per brevi fughe di una settimana in Europa. Ho capito che riuscivo a comunque gestire tutti i miei progetti completamente da remoto, e allora via via i passi si sono fatti più grandi e adesso sono insomma in giro per il centro e il Sud America lavorando completamente da remoto, mantenendomi con i miei progetti, che fondamentalmente sono gli stessi che avrei sviluppato a casa, semplicemente lo faccio negli ambienti che per me sono più stimolanti. Professore, e i suoi alunni vogliono questo? Qual è la richiesta da parte dei giovani della generazione Z che si stanno formando in questo momento all'Università di Catania? Intanto lo ricordiamo, lei è il presidente del corso di laurea della magistrale, che è nato proprio 5... No, io sono della triennale. Della triennale. Scienze e Lingue per la Comunicazione. Scienze e Lingue della Comunicazione, che è nato 5 anni fa. Allora, Scienze e Lingue della Comunicazione ormai molti anni che c'è a Catania praticamente, ma noi stiamo investendo in nuovi lauree magistrali. La magistrale mi diceva è nata 5 stiamo anni investendo in nuove magistrali, ne abbiamo fatta nascere una 5 anni fa proprio al Dipartimento di Scienze Umanistiche, dove c'è anche il mio corso di laurea in Scienze e Lingue per la Comunicazione, il cui scopo era proprio questo, cioè riuscire a, diciamo così, sfruttare le caratteristiche dell'università, cioè la possibilità quindi di elaborare metodologie, tecniche, strategie molto stabili, però accostando le esigenze di un mercato che ovviamente va sempre più verso il digitale. Infatti non è un caso che i nostri iscritti, noi facciamo delle selezioni, i nostri iscritti vengono da scienza della comunicazione, da lingue e letterature straniere, anche da filosofia, da letteratura, quindi è una formazione umanistica che poi vira sul digitale, e ovviamente da questo punto di vista noi siamo piuttosto soddisfatti, perché uno dei risultati del nostro corso di laurea è che circa il 90% dei laureati trova il lavoro entro il primo anno dalla laurea, quindi questo è un risultato secondo noi molto importante, che fa capire come non sia una questione di università e di riuscire a progettare dei corsi di laurea che non perdano la forza che può dare l'università, quindi la forza di una metodologia e di una tradizione scientifica, però che abbiano ovviamente un occhio molto attento nei confronti di in che direzione sta andando il mondo del lavoro. Quindi le aziende materialmente vengono da voi, guardano i vostri giovani studenti e poi magari pensano di assumere qualcuno di loro che li ha particolarmente colpiti. Quello che invece fa Cosmico, Matteo, è portare avanti la filosofia del talent as a service, no? Per cui le aziende, start-up, grandi realtà di consulenza e agenzie si affidano a voi per trovare i migliori talenti di uno specifico settore. Questa è un po' un'evoluzione del mercato del lavoro. Sì, esatto, noi lavoriamo poi in settori particolari che sono i settori prevalentemente del digitale, quindi con professioni tecnologiche, professioni legate al design, ma anche, come dicevamo prima, al marketing, alla comunicazione e ai social media. Quello che abbiamo visto è che se da una parte c'è questo movimento guidato soprattutto dalla famosa generazione Z, diciamo gli under 30, che cercano nel lavoro e hanno col lavoro un rapporto diverso rispetto a noi, quindi si aspettano che il lavoro dia qualche cosa in termini di identità, prospettive di crescita che sono anche personali, chiedono maggiori responsabilità in cambio di più libertà, flessibilità di poter gestire come vogliono il lavoro. Hanno un'idea molto diversa del concetto di fedeltà all'azienda e al posto di lavoro, no? Anche perché sono cresciuti in mezzo prima alla crisi economica del 2008-2009, poi sono passati dal Covid, poi sono cresciuti con quella che si chiama la gig economy, no? L'economia delle piattaforme internet, i lavori freelance che si possono fare anche grazie alle piattaforme, e quindi di natura tendono ad essere più imprenditori. Dall'altra parte ci sono le aziende che navigano e devono navigare in questo contesto di cambiamento, di continua evoluzione, per cui hanno bisogno di skill molto specifiche, di competenze molto specifiche e anche di competenze a cui possono accedere per il tempo che gli servono. Sostanzialmente questo è il talent as a service, no? Dare alle aziende la possibilità di accedere a queste competenze o di estendere la loro forza lavoro soltanto quando ne hanno bisogno occorre. E soltanto per il tempo che serve. Quindi non devono fare un contratto a tempo determinato o indeterminato ad una persona, non devono poi formarla nel corso del tempo, perché ovviamente poi quel tipo di lavoro cambia e quando parliamo di mercato digitale cambia in maniera velocissima.
quindi prendono quel servizio che dà un talento solo a progetto, diciamolo così, contratti a progetto. Marco, quali sono le tue skills? Tu sei skillato, per utilizzare un termine vostro, giovane, che competenze hai? Io mi sto skillando in questo momento perché appunto, essendomi appena laureato, come sappiamo in Italia l'università ha uno stampo molto teorico. Fare pratica poi significa effettivamente lavorare, skillarsi, imparare che cosa significa fare quel lavoro. Io ho scelto di cominciare come libero professionista proprio perché il digital marketing è una disciplina molto ampia, ci sono tante cose all'interno, e quello che è il mio obiettivo in questo momento da qui a un anno è comprendere all'interno del digital marketing quali sono le skill che mi piacciono di più, quali sono i canali su cui voglio approfondire, per poi effettivamente verticalizzarmi appunto su una skill che è poi ciò che porta i più grossi risultati alle aziende e ai liberi professionisti. Prima di andare in pubblicità, allora chiedo un'opinione a Matteo Roversi riguardo al pensiero di Marco e alla sua strategia per l'immediato futuro. È giusta? Allora, va bene? Sì, in realtà io quello che consiglio sempre ai ragazzi in età universitaria è di pensarsi come se fossero un'azienda. E quindi agire effettivamente sul mercato come se fossero degli imprenditori, iniziare il prima che possono un percorso di ricerca professionale, anche pubblicando dei contenuti, utilizzando quello che hanno a disposizione i social media, le piattaforme, per iniziare un percorso di ricerca e formarsi e mostrare anche a recruiter, al mondo, ai clienti quello che effettivamente sanno fare, che è il modo migliore per imparare delle cose e farsi conoscere, che sono due cose fondamentali. Personal branding, sempre di pari. Diciamo personal branding. Allora, adesso andiamo brevemente in pubblicità e poi, visto che abbiamo il professore Bennato, metteremo in contatto l'Università di Catania con l'Università della Unimore, che ha frequentato Marco, così vediamo perché Marco ha deciso di studiare fuori. A tra poco. Bentrovati, torniamo in diretta con il Focus, stiamo parlando di lavoro e di addio posto fisso, perché 4 giovani su 10 decidono di lasciare il posto fisso per nuove opportunità lavorative che possano gestire meglio il bilanciamento della vita personale, privata, familiare con il lavoro. Professore, abbiamo visto prima Marco Vagliasindi che ha deciso di studiare fuori. Allora Marco, perché hai scelto di laurearti in digital marketing fuori dalla Sicilia? Il corso di digital marketing, almeno 3 anni fa, quando io ho preso la scelta di studiare in questo campo, era presente come triennale, perché è una triennale molto specifica, soltanto lì a Reggio Emilia, all'Unimore, e in H-Farm a Treviso in Veneto, perché solitamente, essendo già un qualcosa di più specializzato, il digital marketing viene affrontato in magistrali o master, quindi solitamente il percorso tradizionale è fare una laurea in triennale di economia e poi specializzarsi. Io ero già un po' più orientato su quello e quindi ho detto proviamolo. A Catania, ma così come in tanti altri posti in Italia, non c'era la possibilità di farlo e quindi ho detto andiamo su, proviamo, e poi è stata un'esperienza incredibile per me. Quindi professore Bennato, Marco è andato al sodo, facciamo subito 3 anni e poi iniziamo a lavorare. L'Università di Catania ovviamente ha una programmazione anche più ampia perché deve garantire sia i 3 anni che gli altri 2 della magistrale. Abbiamo sentito prima, e ritorneremo su questo con Roversi, il fatto che sempre di più i giovani sono specializzati, quindi si cercano lavori sempre più verticali, si dice oggi. Quindi tutti quanti specialist, ADV specialist, quindi specialisti delle ADV che sono le pubblicità sui social, per dirla in termini brevi, sviluppatori di software, specialisti in dati scientifici. Voi invece cosa fate?
Allora, l'obiettivo del, diciamo Cioè, così... perché non crede tanto nella specializzazione a tutti i costi? Allora, non è questione che non creda, è questione che bisogna capire cosa c'è da mantenere stabile e cosa c'è da aggiornare. Quindi se io volessi fare un esempio, fondamentalmente noi abbiamo un nucleo di competenze che, si mantengono stabili nel tempo, quelle che potremmo chiamare, già sto utilizzando un termine contemporaneo, core, no? La parte centrale, la parte più attiva. E poi c'è un nucleo di competenze che invece vanno aggiornate costantemente anno per anno. Proprio per evitare di far invecchiare le competenze dei nostri studenti in un ciclo di studi triennali, noi ovviamente insistiamo moltissimo sull'aspetto istituzionale, quindi sull'aspetto core, l'aspetto centrale, cioè quelle competenze che non cambiano col variare dell'innovazione tecnologica o neanche col variare con le esigenze del mercato. E poi ovviamente con altri strumenti, penso ai seminari, penso ai laboratori, penso ai master, con questi strumenti invece approfondire quelle competenze che invece hanno bisogno di dialogare col mondo delle imprese e ovviamente hanno questo problema di avere il rischio di invecchiare molto rapidamente. In questo modo noi formiamo delle persone che hanno degli strumenti con cui affrontano il mondo, diciamo, il mondo contemporaneo nel modo più aggiornato possibile, però mantengono salde alcune competenze che ormai sono anni che non invecchiano più. Roversi, ma quali sono i lavori più richiesti per il 2025, diciamo per l'immediato futuro, i settori su cui puntare, su cui appunto grazie ai quali si può guadagnare di più? Allora, L'intelligenza artificiale, ad esempio? Sì, sicuramente. Tutto quello che ha a che fare con la tecnologia in realtà è in grande crescita, quindi intelligenza artificiale, machine learning, specialisti di sicurezza informatica, di automazione, di robotica, sono tutte professioni che saranno molto richieste dalle aziende e in generale l'intelligenza artificiale cambierà moltissimo il modo in cui noi facciamo anche i lavori di oggi. Poi, siccome per esempio l'intelligenza artificiale è energivora, tutte le professioni che sono legate a un migliore utilizzo dell'energia, quindi la transizione energetica, il green, le energie rinnovabili, sì, esatto, ma anche mobilità, guida autonoma, veicoli elettrici, ingegneria ambientale, anche queste sono molto in auge. Poi ci sono altri trend, per esempio noi siamo diciamo una popolazione che invecchia, quindi tutte le professioni che hanno a che fare con la cura, l'assistenza, ma anche l'educazione, la formazione continua sono anche molto richieste e saranno sempre più richieste, così come quei ruoli che aiutano le aziende e le organizzazioni a navigare nel cambiamento, quindi magari specialisti di cambiamento organizzativo, consulenti di sostenibilità, di diversity, inclusion, trasformazione tecnologica. Queste sono un po' le quattro, secondo me, grandi aree: tecnologia, transizione energetica, cura, educazione e poi resilienza e gestione del cambiamento. Questo sicuramente sarà utile ai genitori che ci stanno seguendo da casa per capire verso dove indirizzare i propri figli. Professore Benato, ma quindi i pizzaioli che fine fanno? I medici, gli avvocati, i commercialisti? I pizzaioli in particolare diventano tutti stranieri. Allora, la questione è diventata centrale, nel senso, è vero che ci sarà, per esempio, i lavori ci saranno due grandi cambiamenti dal mio punto di vista. La prima è che ci saranno dei lavori che verranno molto, diciamo così, molto di base legati al mondo dei servizi, che verranno rasi al suolo dall'intelligenza artificiale. Tanto faccio una battuta, nel giro di pochi anni non esisteranno neanche più i call center con esseri umani, quindi stiamo parlando da qui ai prossimi 2 anni. Quindi se uno pensava di poter fare un lavoro precario all'interno di un call center, se lo scordi, perché verranno proprio gli esseri umani lì non saranno più, saranno solo macchine. Quindi sicuramente ci saranno due grosse tendenze. La prima tendenza è la ricerca di lavori manuali che non hanno una controparte dal punto di vista delle tecnologie, quindi tutti i lavori legati alla ristorazione, tutti i lavori ai servizi di primo livello, per esempio infermieri, cioè tutti i lavori che hanno bisogno della cura variamente declinata, e questo era un primo elemento, diciamo così, disruptive, di cambiamento, mentre i lavori a cui siamo abituati tradizionalmente, appunto avvocati, ma anche docenti universitari, avranno bisogno di rinnovarsi utilizzando le opportunità permesse dall'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale farà sì che tutti i lavori legati al terzo, diciamo così, ai servizi, quindi tipo appunto apprendimento, ricerca, servizi di questo tipo, di sostegno alle imprese e così via dicendo, diventeranno sempre più servizi consulenziali perché una parte verrà svolta da un professionista che però si avvarrà dell'aiuto di un sistema di intelligenza artificiale. Giusto per semplificare, quando io andrò al mio medico per farmi fare la ricetta, e prima di farmi fare la ricetta gli dirò che ho determinati diciamo così sintomi, ci sarà la possibilità che questo
medico prima di farmi o la sua anamnesi chiederà un'intelligenza artificiale, non che lo sostituisca, ma che come un assistente tecnologico integri le sue competenze. E se questa cosa si può vedere nell'ambito della medicina, questa sarà tipica di tutte le competenze dal punto di vista legato ai servizi, anche, sottolineo, anche la nostra come docenti universitari o come persone che ci fanno di ricerca. Ci scrivono da casa: il posto fisso non è più sacro perché in Italia abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa. Professore. Questo è il vero problema. Cioè bisogna cominciare a elaborare un'idea di società in cui il lavoro può anche essere legato a forme contrattuali a tempo indeterminato, però questa forma contrattuale non protegge dal fatto che il proprio lavoro possa diventare obsoleto. Detto rapidamente, uno può anche essere preso a contratto da una grande azienda molto stabile per tempo indeterminato, ma questo non vuol dire che non si debba formare diciamo così, nel corso del tempo. Però la domanda a questo punto diventa: chi è che paga questa formazione? Stavo dicendo proprio questo. Poi le aziende la pagano questa formazione? Allora dipende da quanto è solida l'azienda. Le aziende più solide pensano che sia giusto investire in formazione, dico, cosa per la quale io sono d'accordissimo. Ci sono due tipologie di aziende: quelle aziende un po', diciamo così, che si barcamenano, che in realtà preferiscono scaricare questi costi nei confronti diciamo così, delle istituzioni sociali tipo l'università, che noi ovviamente ci inseriamo all'interno di queste esigenze, cerchiamo di erogare diciamo, delle formazione che sia rispettosa di questo tipo di tipologia di azienda. Ma invece sono aziende molto più solide, molto più stabili, che magari hanno delle attività più strategiche, che preferiscono tenere al loro interno e non esternalizzare, in cui in realtà preferiscono fare collaborazioni con l'università o con altre attività paraformative tipo Cosmico, e in cui però alcune cose strategiche restano internamente perché sono quelle che fanno il valore di quell'azienda. Quindi si crea un mondo ibrido in cui aziende molto forti cercano collaborazioni con l'università o formazioni dirette à la carte, come si dice, cioè io ho bisogno di questo tipo di formazione, la voglio imparare nel modo più veloce possibile, e ovviamente in questo settore si stanno inserendo molto pesantemente le telematiche. Roversi, siamo in chiusura, ti chiedo un commento appunto su questo. Anche voi offrite corsi online. L'altra parola d'ordine, l'altro lavoro o strumento che vediamo sui social, tramite il quale guadagnare appunto uno stipendio extra sono la vendita dei prodotti digitali. Ma cosa sono questi prodotti digitali? In realtà può essere qualsiasi cosa. Sostanzialmente si tratta di il modo di fare business su internet è cambiato parecchio. Prima si costruisce un pubblico e quindi i social media sono utili per costruire un pubblico che è ricettivo rispetto ai contenuti che una persona, un'azienda ha da offrire, e solo successivamente si trova il modo di monetizzare questo pubblico, quindi di trasformare questa attenzione in un valore economico, che è un po' il contrario di come siamo stati abituati a pensare l'impresa. No? L'impresa tradizionale prima fa il prodotto e poi cerca qualcuno a cui venderlo. Invece internet fa una cosa diversa. Prima dà gli strumenti e la possibilità di costruire un pubblico, dopodiché dà la possibilità attraverso altri strumenti di pensare a quale può essere il prodotto digitale, che può essere qualsiasi cosa, un corso, ma può essere anche un prodotto fisico che viene distribuito tramite internet, tramite e-commerce, eccetera, andando a selezionare questo tipo di prodotto in base al pubblico che si è costruito. È un po' un modo diverso di intendere proprio il modo di fare il lavoro. E insomma, c'è un mondo che corre velocissimo sui social, non solo quello dell'informazione ma anche quello del lavoro. Siamo in chiusura. Federica Miceli, tu tramite il tuo telefono racconti non solo la tua vita, non solo i tuoi viaggi, ma anche le aziende. L'intelligenza artificiale la usi? L'intelligenza artificiale, come dicevamo prima, può essere un supporto, ma io sono pienamente convinta che non sostituirà mai il valore umano, soprattutto per chi comunica, fa un lavoro come il mio che è prettamente di trasmettere messaggi. Non sarà mai una macchina, perché ci sarà sempre per ognuno di noi un'unicità che va portata avanti e va in qualche modo trasmessa al pubblico e non può essere sostituita da un qualcosa di artificiale. Chiaramente è un grandissimo supporto, è un grande supporto sia a livello strategico, a livello di assistenza anche, no? Quindi magari svolgere delle funzioni che nel corso del tempo per noi sono diventate anche un po' meccaniche, e quindi
agevola in qualche modo il lavoro, lo velocizza, ma la componente umana, quella per me sarà sempre insostituibile. Questo ovviamente lo speriamo tutti. Siamo in chiusura, una battuta anche da parte di Marco Vagliasindi. Come ti stai preparando allora alla partenza? Mi sto preparando come si prepara a tutte le partenze, quindi si prepara lo zaino, in questo caso sarà un viaggio lungo in Asia, si fanno i vaccini, essendo anche un viaggio in cui andrò a lavorare, chiaramente scusami, una domanda Marco, dovrai gestire il fuso orario, perché se lavori per un'azienda, per delle aziende, per delle attività commerciali, economiche che stanno in Italia, dovrai seguire il nostro fuso orario, quindi non dormirai? In realtà no, perché dipende chiaramente, però la flessibilità di cui parlavo prima è proprio questa, cioè chiaramente se ci dovessero essere delle chiamate sarà necessario che io mi adegui, però tendenzialmente avendo la flessibilità di poter decidere quando lavorare, potrei anche lavorare mentre qui a Catania è mezzanotte o è luna di notte, senza alcun tipo di problema, perché ormai da remoto si può lavorare tranquillamente asincronamente. Grazie Marco, grazie Federica. Matteo Roversi, una battuta finale, qual è una delle skills più importanti per il prossimo futuro? L'immaginazione e la creatività, secondo me, che sono le cose su cui ancora le macchine faticano un po'. Grazie Matteo Roversi, stessa domanda la faccio al professore Bennato. Ma secondo me la capacità di relazionarsi con le persone, quindi lavorare in gruppo, avere empatia, perché sempre più spesso questi lavori richiederanno la possibilità di lavorare in gruppo, con tante persone, con tante competenze, quindi sicuramente questo è un vantaggio competitivo. Grazie professore, grazie a tutti i miei ospiti e grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. La puntata ovviamente la potrete rivedere sul sito La Sicilia Web. Arrivederci, buon proseguimento di giornata.